cosa qua. No, era là dentro però, non Sì. c'eravamo noi. No, nel senso lì però. Ok. Siete qui? Puoi metterti due per terra, scusami. Occhio non ti cade qualcosa. Mi si è spenta la telecamera. Dario, Come è possibile? stai ficciandomi? No, Faccio qualcosa. fa luce qua, scusa. Anche Amiso de Venezia. Che sei veneziani qua? C'è qualcuno qui? Prima Michele ha sentito delle pentole. È vero, eravate qui? Che magari stavate pulendo? Sentito? Ho sentito il tocco. Un tan. Chi c'è? Che è successo? Non avete sentito? No. Pensavo fossi tu che ti muovevi veramente, No. perché qua per terra c'è roba, no? C'è qualcuno? Pensavi in uno vivo? Sì. È andato a 8. Sì. È andato a 8 qua. Sappiamo che ci siete, quindi facciamo amicizia, no? Siamo ritornati al famoso campanile. Allora, per un attimo ha fatto tipo disturbo. Un po' sulle batterie che ballano. Da dove siamo usciti prima? Dritto qua. Da dove siamo usciti prima? Dritto qua. Da dove siamo usciti prima? Dritto qua. Io ho sentito di qua. Vi giuro, ho sentito di qua. Di qua dove? Che ne so. Di là. Qualcuno ha parlato? Voce maschile. Ma io ho sentito di qua. Possiamo andare da quella parte? Ci fai rumore se possiamo andare in quella direzione dove c'è Michele, per piacere? Se ci stai indicando la strada, vieni con noi e fai illuminare i nostri strumenti, così ci sentiamo più al sicuro se ci sei tu.
Sei qua vicino a me? C'è qualcuno fuori, Ho paura. Non dire così, dove? Io sento camminare. Sì, ma senza luci. Mi fa vedere. Volete che mi metto le cuffie? Eh? Sì, mi metto le cuffie. Senti, hai sentito? Perché non ho le cuffie, non sento. Dario, ma tu hai sentito? Sì. Ma come fa a camminare in mezzo lì? O un animale? Senti. Sì, impossibile che camminino qua. Cioè. È un animale che si sposta di uno. Senti se le fa. Parla ancora se vuoi. L'ascensore. Se lì c'era il montacarichi per portare le vivande, vuol dire che tutti gli ammalati erano qui sopra, scusa. Teoria? O magari sopra. Permesso. Dipende C'è da una pentola qua. Ok. No. Non so. C'è un fornello, una pentola. Ma hai sentito questa prima tu? Io prima ho sentito il rumore. E che tipo di rumore avevi sentito prima? Sembrava classico poggiare, qualcuno come se stesse poggiando una pentola in maniera un po' più veemente sopra la cucina, per cucinare, insomma, rumori tipici delle cucine. Tipo così? Tipo quando poggi una pentola e la butti così, sai? Potrebbe essere stato qui allora. Visto che qui è l'unico cucinino con una pentola. E qui che aveva sentito il rumore Michele prima, avete toccato questa mini cucina? Potete avvicinare queste lucette? Come si chiamava il dottore, te lo ricordi? C'era scritto. No. Hai sentito? Cazzo, una campana qua. Non ci sono campane così vicine però, eh. Come si chiamava il dottore, te lo ricordi? C'era scritto. No. Hai sentito? Cazzo, una campana qua. Non ci sono campane così vicine però, eh. E la campana Io del campanile questa? ho sentito 2 rintocchi di campana. Anch'io? Ma benissimo. Nitidi. Anch'io. Hai parlato del dottore. C'è i brividi dappertutto. Perché qui campane sull'isola non ce ne sono. Sembrava la direzione dall'altra parte del ponte, dal campo che si ritiene essere il cimitero o perlomeno
che è il punto in cui bruciavano tutti i deceduti di peste. Ragazzi, sta succedendo una cosa un po' strana. La ghost non vuole parlare. In questo caso sembra tutto schermato. Non so se i 2 rintocchi della campana ha dato l'inizio di qualcosa. Adesso staremo a vedere se riusciamo a far funzionare la ghost, speriamo. Altrimenti faremo la tecnica del libro. Di qua cosa c'è? Sono marmetti. C'è una scala murato. Perché è murato? Cosa c'era? Un bagno? Lì c'è la famosa... come si chiama? Ci deve essere una vasca lì, giusto? Sì. Dove immergevano sull'acqua fredda i pazienti. Ma questa non sapevo neanche. C'è qualcuno in questa vasca? Lì c'è la vasca che se vai fuori la vedi tutta in, Sì. in cemento, deve essere anche profonda. In teoria dicevano che la riempivano d'acqua gelida, ci immergevano i pazienti, quelli pazzi, chiamiamoli così, anche se poverini non erano pazzi. Qui c'è una seggiolina, cosa c'è? Pezzo di branda. Ah, qui è tutto crollato. Qui ci sono tutti i letti. Probabilmente erano sopra quei letti lì, vedi? Eh sì, perché vedi dove sono, con tutte le macerie. Mentre erano lì è caduto tutto. Minchia, tutti qua stanno i letti. No, secondo me Dario Avete sentito? No. Come è presente una cosa di ferro, no? Un stone. Come abbiano battuto tipo la ringhiera che c'è là, per esempio quella del letto, o una brandina. Ho sentito un rumore metallico proprio. Ma da dove veniva? O da di qua, o da di qua. Da dietro alle tue spalle? Sì. L'ho visto. È stata tipo una sala d'attesa questa. Adesso che c'è un po' più di silenzio, siete contenti? Non volete parlare con noi? Magari volete parlare delle cose belle, non delle cose brutte. Dove possiamo trovare il dottore? Ho sentito rumore. Avete sentito? Che cazzo? E lei, dottore? Vuole che la seguiamo? Ci dia un indizio. Non c'è nessuno che abbia voglia di parlare con noi di cosa succedeva qui in questo posto.
È vero che qui veniva praticata la lobotomia? Ci potete dare un aiuto per capire cosa succedeva in questo posto? Poi dobbiamo mettere un K2 sopra tutti quei letti. Vado io? No, io non ho problema. Sì, sono caduti, hanno sopra. No, secondo me erano ammassati qua i letti e sono caduti i calcinacci sopra, che vedi? Se no troveresti... Sono troppo ordinati lì, vedi? Poi sì. Che alla fine i letti da dove passavano, vedi? Comunque le travi sono buone ancora. È chiuso i letti da dove passavano. C'è qualcuno qui che sta dormendo? Se preferite stare tranquilli, dateci un segnale, vi lasciamo riposare. Erano i vostri letti questi, i letti dei pazienti? Oppure ce li ha messi lei, dottore, qui questi letti? Quindi non c'è nessuno qui? Dottore, sembra che lei sia rimasto solo adesso qui. Se vuole aiuto può farci capire in qualche modo. Pure qua io, Qualcosa che striscia? Sì, l'hai sentito? Sì. Ma molto più forte prima, la prima volta. Sembrava stoffa, tipo. Sì. Può essere un topo. Senti. Sembra fuori. Si è spenta la... Aspetta, fotocamera. No, questo. Tutta batteria. Mantieni un attimo. Avete sentito? Che cazzo? Sì, era qualche animale. No, sembrava qua. Ha fatto proprio così. Ma io sì, tipo come se avesse toccato vicino alla Sembrava porta. sta cosa qua. No, è C'è vicino. cos'è? La brandina sempre. No, io l'ho sentito più fuori. Secondo me c'è un topo. Dottore, sembra che quando la nominiamo alcuni rumori si sentano. Può darci conferma? Vuole interagire con noi? Dottore, vuole che veniamo al campanile? Una chiesa, qualcosa. Qui che c'erano... qui c'era un muro che divideva. Sì. Vedi che c'è tipo tutte le strutture così. Penso qua c'era una vetrata. E lì vedi magari qualche statua. Perché qui è tutto... Questa era la porta. Può essere che fosse la cappella. Questa è la chiesa? Forse la cappella. Non è male.
Vedi che anche il soffitto com'è. Con questo? Ma l'altare dov'era? Ah sì, eccola lì. Un po' leggero, perché si mettevano in ginocchio. Guarda, o la balaustra, sai quando arrivi sull'altare? Sì. Che ci sono quelle balaustre in legno. Eccola qua. La parte sotto, la parte sotto. Quindi questa era una chiesa? Perché vedi che c'è il disegno tipo del cielo sopra. Sì, ma strano con la finestra là. Ma magari era dietro l'altare. Magari dava luce. Ci sono delle colombe disegnate lì, se non sbaglio. Ormai dottore, se è qui con noi può dirci se questa era una chiesa? Magari sono prete. C'è qualcuno qui con noi? Ci sono dei pazienti qui. Sento sì. C'è una donna.